Sì. Cari amici, care amiche, oppure care amiche O cari e amici. cari amici. Beh, senti, oggi è una giornata abbastanza calda, noi abbiamo già salutato, siamo fiacchi fiacchi oggi, però se tu riesci a tirarci su con qualcosa di nuovo, visto il caldo, l'afa che fa, noi te Ah, ne saremo grati, vero ragazzi? cari amiche, con questo caldo si fa fatica anche a lavorare ai fornelli. E allora io vi cerco di darvi delle ricette che siano veloci, ma nel stesso tempo facili A anche. proposito di ricette veloci, ti ho visto tutta la settimana a promozionare il sabato passato. Ah, bravo! Ah, sì, sì. Non sapevo di questa cosa, di questa Eh, qui ti novità. abbiamo un po', siccome tu eri super impegnato, Ho allora capito. il regista ha detto guardi, ne facciamo 4-5 solo perché sennò poi Bruno è geloso, e ne facciamo Ah, 4-5 e abbiamo cominciato a fare, cosa dici? perdono, No. vi perdono. Molto bene, molto Sì, ti bello, molto bello. piacciono? Sì, 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 sì. un po' accattivanti però sono, eh? Accattivanti, sì, ma guarda, a noi ogni sabato ci aspettano con grande passione, ma non per vedere me, ma per vedere te e sentire quello che hai da proporre loro, perché sei sempre fantastico nella composizione dei piatti per la cucina per tutti noi. Bene, care amiche, non so da dove cominciare, però se gradite facciamo da questi bei pomodoro qui indietro, giù dalle basse, e facciamo i Mamma mia, fammi nasoni. vedere, fammi Guarda che vedere. roba. È E neanche fantastico, più ma, grandi, pazzesco. ma Qua. questo qua fai una cena con Ah sì, questo, sì, mezzo chilo, sono fantastici, ma i cinesi anche grandi così. mamma mia. E qui, che direi, volete una cosa molto semplice, allora per 4 persone prendete 2 di questi qua, nasoni. Nasoni, mi Quindi li raccomando. lavate per bene, le togliete il peccolo qui e poi li tagliate a fette per lungo del spessore di 1 centimetro. Ovviamente li adagiate in una pirofila, in una teglia da forno, li, li salate, li pepate, le unite un po' di olio Evo, Olio Evo, sì. vedo che c'è l'olio Evo qui, eh? E Guarda poi, che fantastica che è la natura però, eh. sì, sì, quando ricavi come l'olio Evo che diciamo che è proprio ricavato dalle sue origini vergini, perché gode in un posto dove che c'è altro che natura È vergine, per quello che quindi mi hai messo queste no, è un figure. simbolo per ricordare anche È l'olio. vero, è vero, Ecco. è E vero. allora una volta tagliati a fette come le depositate su una teglia da forno ed salati e pepate, un po' di olio evo sopra, adagiate sopra ogni fetta una fettina, ragazzi, una fettina sottile de meon, che copre la fetta di pomodoro. Poi strappate qualche foglia con dolcezza di basilico e piccolo odore di foglia di menta e coprite queste foglie con queste fette e le foglie di basilico, le coprite con delle fettine di mozzarella e tutto il ciò, caro Bruno, non te dico, te metti in forno a 190 gradi 10 minuti, le togliete, le adagiate sugli piatti di portata e poi sentite cosa mangiate. Una cosa leggerissima, piacevole. È questo che bisogna... Bruno, te lo Ecco, dico sempre, questi piatti che dovremmo trovare per l'estate. è vero, Poco costo, facile è vero. esecuzione e goduria nelle papille gustative, care amiche. Ecco, questa sia una E poi ricetta. non serve, ma che vino abbineresti a questa? Acqua, guarda che andaria, o un rosso leggerissimo con temperatura leggermente fresca, oppure ci starei con un incrocio Manzoni, oppure un verdiso che è molto buono, si dice che le appena petiamo. Sapete, petiamo che quindi solletica un po' i vostri palati e quindi il sapore del gusto del pomodoro, degli aromi che abbiamo messo, ti esalta questi gusti che è un modo piacevole. Poi se si abbinacca con qualche tocchetto de pan de casara,
non usi niente mai. Sempre con lo io Sì, 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 sempre, sempre. E questo- Naturalmente con questo abbiamo finito Sì, questa è la ricetta per sabato, quindi dovete darti da fare a preparare, procurare i pomodori, gli ingredienti, e in mezz'ora fate questa ricetta che è fantastica. Ah, mi raccomando, non cominciare a farmi le corna che domani esci da solo a farti No, la promozione. assolutamente no, assolutamente ecco. no. Ecco perché altrimenti... No, Scusa, il caffè, dopo ci va il caffè, dopo... sì, il caffè, Caffè, l'amaro. l'amaro oppure L'amaro. un elisir de prosecco. Eccolo, Un elisir eccolo. de prosecco. Ah. Ah, che piacere, che piacere. Berlo, spettacolare e berlo ghiacciato. Una meraviglia. E questo ti dà sensazioni così allegre che non ti dico, perché non è tanto alcolico, però le fatto proprio per le donne. Ma sai Per le come donne per le donne che, come dici? Prima di salutarle, magari telefonare a una signora, Ah sì? sì, che l'ha mega detto, ma Armando, sei così focoso sempre. E allora amico ho detto, bisogna che domandarie alla Ave, però questo lo faremo la prossima settimana. E in cucina, caro Bruno, non c'è dubbi che sia focoso, lì dal fuoco che ti trasmette Per il fornello. resto E dopo lasciamo decidere ad dopo altri. lì bisogna scendere, uscire, miei cari amici, dalla cucina e poi, che dire, respirare un po' d'aria fresca, magari con la persona che ami, e da lì ti nasce l'euforia d'amore, l'euforia della gentilezza. Che posso dire poi? Un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. E quindi un buon pranzo, Buon pranzo. ed un felice sabato e domenica. Alla prossima, ciao a tutti. Arrivederci.